Scatman's World. Bella ragazzi, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Allora Fio, siamo su Flight Simulator, siamo a Vienna e ve devo spiegare un po' di cose. Non sono con l'Airbus A319, che era questo, diciamo il programma dell'Austrian Airlines, perché io ho fatto questa cazzo di tratta che è Vienna Graz ben 2 volte, e 2 volte mi è crashato nello stesso punto, proprio a 10 miglia dall'aeroporto di Graz. Ho l'aeroporto, questo è Fly Tampa Vienna, fatto molto bene, poi è bellissimo Aerosoft Graz, però a sto punto voglio capire, visto che mi è crashato 2 volte nello stesso identico punto, voglio capire se è un problema dell'aeroporto, perché mi scrive praticamente la memoria insufficiente, cosa che mi succede una volta ogni 100 anni, diciamo, no, però 2 rotte consecutive nella stessa rotta. Allora a questo punto proviamo il 737 normale, almeno posso salvare e voglio capire se è un problema dello scenario o non lo so. Stiamo caricando i passeggeri, quindi abbiamo Flight Tampa, Vienna e Aerosoft Graz. C'è molto traffico qui a Vienna, guardate che roba. Parecchi aerei, chiaramente tanti Austrian Airlines, qualche Lufthansa che te lo godi. Ok, i passeggeri sono in salita, purtroppo è chiaro che non è bello come l'Aerosoft, gli aerei così di default, però ripeto, devo fare questa prova, poi anche, insomma dai, non usiamo, se usiamo sempre gli Airbus poi mi spacco anche i coglioni, però mi dispiace perché hanno venuto fuori dei bei video, tutti e due tagliati, perché mi ha crashato chiaramente con... ecco, io volevo chiedervi una cosa, non c'è nessuna possibilità di salvare un volo usando Airbus X, perché allora in quel caso potevo rifarlo anche così, però se non posso salvare ragazzi, devo rifare tutto da capo e se mi crasha 1000 volte mi girano anche i coglioni sinceramente, quindi ecco, aspetto commenti per capire se si può salvare anche con Airbus X. Io la vedo dura, però chi lo sa. Tanto cerchiamo di trovare un bel screenshot per la nostra anteprima. Facciamo uno qua e questo qua, poi decideremo insomma. Ok, stiamo caricando i bagagli ragazzi. Vediamo se mi dà ancora problemi. 2 volte l'ho fatto. Meno male che è una rotta di 80 miglia, se no veramente 2 coglioni. Incredibile. Ragazzi, mi scuso. Ma ripeto, volevo far vedere sta tratta, ma devo capire assolutamente l'errore che mi dà. Non capisco proprio. A questo punto spero sia un errore dello scenario. Ok, si aspetta. Ok. Abbiamo chiuso tutto. Mi fa proprio strano ragazzi andare con questo con sto 737 normale, porca puttana. È una cosa molto molto curiosa. Ok, locking gear. Dai. Guarda che roba, guarda che strumentazione di merda. Oh Dio mio. Allora stronzo, cominciamo sto pushback come indiano. Release parking brake. Ok. Perfetto. Parte per il pushback come indiano. Ta 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 ta. Tararara. Guarda quanti Austrian Airlines, cioè sono molto veramente, come si dice, hanno molta fantasia in Austria, solo questi ci sono praticamente. Adesso vediamo, 2 volte ho registrato sta rotta, la so a memoria ormai. È impressionante. Ripeto, spero di riuscire a farcela stavolta. È sempre a 10 miglia dall'arrivo. Bisogna capire veramente qual è il problema. Cerchiamo di non rullare storti, magari, grazie. C'è tanto traffico, cioè guarda che roba impressionante. L'aeroporto di Vienna è super super trafficato. Siamo forse un po' veloci. Ecco, grazie. Ok. Mi manca già il copilota, cazzo.
delle Airbus. Vabbè, vediamo di riuscire a fare sta cazzo di tratta per far vedere sta merda di Vienna Graz. Dai raga, rock and roll. Tutto a cannone e involiamoci verso Graz. Dopo andiamo a vedere una partita dello Sturm Graz all'Arnold Schwarzenegger Stadium. Dov'è il V1 Roted? Vaffanculo, va. Non è la stessa cosa, chiaramente. Non è la stessa cosa. È normale. Per prua 2.10. Ok. Poi siamo in salita. Ecco qua, bellissima giornata. Finalmente ho almeno una cosa fortunata. Che becchiamo insomma il sole cumendiano. Guarda che bello però il paesaggio austriaco. Me lo godo. Speriamo bene, cazzo. Dai, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare con... Sicuramente va meglio, nel senso è molto più rapido il tutto, però è chiaro che non ha l'emozione di un aereo professionale. C'era 180 meno giratori LS 35C di atterraggio. Allora, la frequenza è 110,90. Allora 110 e 90. Tac. Nav 1 110,90. 110,90. Ok, speriamo possa andare tutto bene. E la prua è un 347 cumendiano. 347 347. Ok, tutto molto semplificato. Non mi sembra neanche vero, Fioi. Stiamo salendo, no, sì, no, già tanto 180 per una tratta insomma così breve. Esiste veramente Vienna Graz, probabilmente fatta con aerei più piccoli, aerei insomma sempre passeggeri, però aerei civili, però sicuramente più piccolini, sia di un Airbus che di un 737 chiaramente. Però su questo voglio far vedere un po' gli aeroporti e soprattutto ormai mi sono impuntato di fare sta tratta. Allora ho detto, Fioi, no, ho con l'Airbus 2 volte, ragazzi, cioè ho bestemmiato, penso la prima volta ci può stare, ma la seconda nel stesso punto dico no cazzo. Vediamo, discendi a... neanche il tempo di arrivare, ok, scendi a 12.000. Intanto buono. E adesso siamo al momento decisivo. Vediamo che riusciamo a combinare. Vediamo se crasha sto fio della mignotta. Vediamo se la stronza, se sto cazzo di scenario riesco a portare sto cazzo di video, perché guarda veramente una frustrazione a livelli estremi. Questo cazzo di rumoretto che fa questo non ho mai capito come levarlo. E se si può levare, vaffanculo. Siamo a 22.000 ragazzi, siamo vicini al punto cazzo proprio. Ok. Tanto la giornata è molto molto bella, per fortuna. Almeno quello. Ce la faremo a portare a casa il risultato? Mi ricordo neanche più, cioè nel senso, in realtà è facilissima, però c'è anche da dire che non usavo gli aerei di default da molto tempo. 21 miglia. Vediamo un po', che veramente perché poi io ho provato a fare, tipo sono partito da Graz con un Cessna, con un anche con F18 veloce, niente. 2 volte con la 319, 2 volte a 11. No, per ascolta se sono logorroico su sta cosa o mi girano i coglioni, cioè. Anche perché registrare un video su Flight Simulator con gli Airbus X non è proprio cortissimo, farlo 2 volte
È un po' da bestemmie, sinceramente, ragazzi. Proprio di poco. Comunque, per fortuna almeno il tempo è bello. Ok, allora, tu. 320. No, cazzo, sono una pippa, sono una pippa. No, non questo, non questo. Ok. 320. 320. Ok. E qua possiamo mettere anche l'approach. Bene. Perfetto. Vai ancora un po' i flaps. Ok. Tutto regolare. Abbassiamo la velocità. Ah, Dio mio, 18 miglia ragazzi, mi sto cagando veramente addosso, la cosa ufficiale. Voglio arrivare a Graz, ormai veramente mi sono impuntato su questa cosa. Voglio arrivare a Graz Senner. Voglio arrivare a Graz. Voglio arrivare a Graz. Porca puttana, voglio arrivare e non crashare. 16 miglia. Sono partito alle 11:30. Sono partito. Che cazzo sono partito? Mezzogiorno, vai. Tu. Tempo sereno, comunque sono 18 gradi. No, sono 16 gradi a Graz. 16 gradi. Sono 16 gradi. Dopo un appuntamento con una zoccolona, raga, ve lo dico. Ok. È una bella città, Graz, proprio bella. Ok, temperatura giusta, ho guardato anche i miei satelliti, tutto regolare. Tra un po' mettiamo anche i flaps al massimo, mettiamo il carrello e fanculizzatevi stronzi. Tanto non c'è fretta, facciamo i 10 miglia, dai. Almeno rendiamo tutto più emozionante. Attenzione, attenzione, siamo vicini, mi sto cagando addosso. Speriamo anche di avere il collegamento con... Oh, l'approach l'ho messo. Ecco, attenzione. Vedi, subito mi ha già fatto un bug, raga. Forse non l'avete visto, ma io l'ho visto. Che cazzo ha sto stronzo? Intanto mettiamo tutto. Non ci togliamo il pensiero. Ok. Adesso vediamo se mi dà il problema. Speriamo di deve anche allinearsi il coglione. Intanto, se magari si allinea sto stronzo, avrebbe anche poco, manco male. No, perché c'è. Sto aeroporto è proprio stronzo, però, Perché già mi ha dato comunque un flash di un qualcosa. Forse non l'avete visto nel video, ma io l'ho visto che sono qua in game. Ok, siamo a 10 miglia. Adesso mai più, vedo l'aeroporto. Ci stiamo allineando. Adesso deve fare anche il sentiero di discesa. Siamo a 3300. Eccoci qua. Adesso vediamo se il merda qua. Ecco, teoricamente qua a me ha già crashato con le due tappe con l'Airbox X. Ho notato che... Ok, sentiero di discesa. E adesso andiamo. E adesso si va a dominare, si va a comandare.
Niente, allora con Airbus X ho questo problema in questo scenario, benissimo, adesso che lo so, a sto punto se devo fare grazie, faccio la partenza. Perché purtroppo non si può salvare, fioi. Se qualcuno mi sa come salvare con Airbox X non c'è problema, allora. Che palle, però. Traffico, beh, ce n'è. Ce n'è, ragazzi. Mamma, eccola qua, ragazzi, la bellissima Graz, città veramente incantevole. Speriamo di essere giusti, fare un buon atterraggio, quantomeno regalarvi questo. E dopo siamo tutti invitati all'Arnold Schwarzenegger Stadium a mignotte austriache, ragazzi, che hanno due tette più grandi di un pallone da calcio devastante. Dai che portiamo tutti quanti sani e salvi in Austria. Dai Kuma, regalaci il sogno, Kuma, regalacelo. Dai che ci siamo. $1800 piedi. Ricordiamoci poi di togliere il pilota automatico e tutto quanto, che sono ancora abituato io con Hilux X. Eccoci qua, ti prego non sbagliare, non cappellarla come, grazie. Dai che ci siamo a 1400 piedi. Siamo un po' storti, porca troia. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Bravo, buono. Non male. Non male. Soffermiamoci giusti. Buono, buono, buono. Ok. Buono, siamo arrivati, ragazzi. Perfetto. Questa volevo solamente riuscire ad arrivare a Grazia. Era un pallino mio, raga. Fanculo, fanculo e fanculo. Però, sto scenario pesa tanto, però, raga. Mamma mia, se pesa. Mamma mia, ragazzi, se pesa sto scenario. Fatto molto bene, però pesa tanto. Buono, ragazzi, siamo arrivati. Aspetta però che se non apro le porte, qua non è come cosa. Fanculo. Ok, apriti. Brutto porco, siamo arrivati. Siamo arrivati, eccolo qua. È pesantissimo sto scenario, cazzo. Forse capito perché mi dava problemi. E niente, avevo sto pallino. Perché sarebbe stata molto più bella sicuramente la tratta con l'Airbox X. Accontentiamoci, abbiamo fatto sta tappa austriaca. Sono abbastanza soddisfatto. Adesso siamo qua con il deboarding. Te lo godi. E niente, ragazzi, un saluto dal comandante veneziano. E niente, prossima tappa serve farlo con un 747. Chiaramente sempre di default perché non ne ho quelli pay. O se no torniamo con l'Airbox X nella speranza di non rifare 100 volte la stessa tappa. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!